Fa discutere la nuova cattedra episcopale inaugurata martedì 22 febbraio alla cattedrale di San Gerlando di Agrigento. Lo stile moderno e minimalista utilizzato, inserito all'interno di un edificio del XII secolo, ha suscitato numerose polemiche tra gli agrigentini, tanto da essere accostato ad Alfonso Cartagnilica, amministratore della pagina Facebook Satira Agrigentina, al trono di Uomini e Donne. Carmelo Petrone, direttore dell'Amico del Popolo, ha però dichiarato che in materia di rinnovamento liturgico degli elementi ecclesiastici, oggi la tendenza dominante è quella di non consentire interventi di finto antico, poiché ogni epoca deve esprimersi nell'arte e nella fede secondo i linguaggi che le sono propri. È inevitabile, conclude, inserire qualcosa di moderno, o meglio, a noi contemporaneo, purché si armonizzi efficacemente con il contesto così straordinario dell'architettura storica. Ciononostante in molti hanno storto il naso di fronte alla nuova cattedra, considerata troppo semplice e in netto contrasto con la sfarzosità della basilica. La diocesi difende però la sua scelta. Monsignore Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, ha voluto sostituire la vecchia cattedra del 1957, che poco dialogava con l'architettura e i materiali del territorio di Agrigento e che, sovradimensionata, polarizzava l'attenzione dell'assemblea unicamente sul vescovo. La nuova cattedra invece, conclude l'arcidiocesi siciliana, rispetta i principi di semplicità del Concilio Vaticano II.